Seconda corsa è la Gentleman di oggi, premio Caleidoscopio riservato a gentleman proprietari. Sono in 7 al via dopo il ritiro del numero 7, 1 Bonnie Express Aldo Mignano, 2 Twitter di Casei Giuseppe Colantonio, 3 Zingaro Gad Thomas Manfredini, 4 Boassan Bruno Arbore, 5 Bob Logan Patrick Romano, 6 Zagor MTT Stefano Lago. In seconda fila 8 Biscuit del Nord Matteo Zaccherini. Rinuncia al lancio Zagor MTT al pari di Bob Logan. Stacco della macchina, veloci Twitter di Casei e Zingaro Gad che prende il comando. Terza posizione per Bonnie Express davanti a Boassan. Poi vediamo di fuori Zagor MTT, la cui schiena viene presa da Bob Logan mentre è in coda Biscuit del Nord. 200 metri in 14,9. In testa il favorito Zingaro Gad che cercherà di allungare la serie positiva. Il Sauro allenato da Alessandro Raspante ora riduce il ritmo. Thomas Manfredini 400 metri in 37. Si avvicina Zagor MTT che ora è giunto ai fianchi di Twitter di Casei. Poi all'esterno sempre Bob Logan e anche Biscuit del Nord va a fare la terza pariglia. Siamo ormai al paletto dei 600 metri. Passati in 46,8, si va da 1,18, passaggio davanti alle tribune, sempre tranquillo il ritmo imposto dal figlio di Zelindi Risser, di fuori Zagor MTT che si trascina Bob Logan e Biscuit del Nord, in coda Boassan 15,1, primo giro in 1,2 scarso, sempre al comando Zingaro Gad che finora ha fatto i propri comodi. Stiamo arrivando ormai al chilometro passato dal Sauro in 1,17,3. Siamo sulla retta di là, prova Matteo Zaccherini a movimentare un po' le acque con Biscuit del Nord, scatta in terza ruota, trova però l'anticipo da parte di Bob Logan, 4 cavalli a ventaglio, ma davanti c'è sempre Zingaro Gad che percorre la retta di là in 14,4 e prende una lunghezza di vantaggio su Twitter di Casei, che ora cerca di riorganizzarsi. Intanto insiste il più produttivo, sembra Bob Logan in terza ruota, ultima curva passata in 14,5, retta d'arrivo, padrone della situazione Zingaro Gad che allunga ancora, mentre la lotta ormai è solo per il secondo posto. Viene a cogliere l'ennesimo successo Zingaro Gad, mentre per il secondo Bonnie Spritz che però si getta di galoppo. Dobbiamo vedere se prima o dopo il palo. Il cavallo è riuscito probabilmente a battere Twitter di Casei, ma vogliamo vedere il replay perché proprio in prossimità del palo si è gettato di galoppo, forse l'aveva già passato, ma le immagini ci aiuteranno. Intanto la cosa sicura è la vittoria di Zingaro Gad, Thomas Manfredini, Alessandro Raspante, ovviamente i colori di casa della scuderia Fior di Loto. Rivediamo la retta d'arrivo, viene addirittura stappato Zingaro Gad che va a vincere bene. Vediamo Bonnie Express che sprinta, batte Twitter di Casei e da rivedere. Lasciamo il compito alla giuria per vedere se il cavallo ha passato il palo di trotto oppure no.